e autorità per tutti i secoli. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore Gesù, l'amore del Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Miei fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questa Eucaristia, chiediamo al Padre che tenga in conto la nostra situazione, le nostre necessità spirituali e il nostro bisogno quotidiano del suo perdono. Signore, mandato dal Padre di cuore, Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, Cristo eleison. Signore che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, donaci di orientare sempre a te la nostra volontà, di servirti con cuore sincero, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Solo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, e così in tutti gli uomini si è propagata anche la morte, poiché tutti hanno peccato, molto più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. Infatti, se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di quel sol uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Come dunque per la caduta di uno solo si è riversata su tutti la condanna, così anche per addizione che dà vita. Infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. Ma dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia, di modo che, come regnò il peccato nella morte, così regni anche la grazia, mediante la giustizia per la vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Parola di Dio. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. Allora, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà. Mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel mio intimo.
prossimo. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Esultino e gioiscano in te quelli che ti cercano. Dicano sempre, il Signore è grande, quelli che amano la tua salvezza. Vengo per fare la tua volontà. Alleluia, alleluia, alleluia. Vegliate in ogni momento pregando la forza di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: siate pronti con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa gli aprono subito. Beati quei servi che il padrone ritorno. In verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, vi farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba vi troverà così, beati loro. È parola del Signore. Fratelli e sorelle, abbiamo letto questo brano di Luca che è un invito alla vigilanza, e questo invito lo incontriamo spesso nel Vangelo. Siate pronti con le vesti strette ai fianchi, le lampade accese, simili a quelli che aspettano il padrone, lo sposo, quando ritorna dalle nozze. Essere servi vigilanti che attendono con fedeltà il ritorno del loro padrone. Essere vigilanti è una caratteristica peculiare del credente, segno di speranza e di fede nella venuta del Signore. Il compito di aspettare la venuta del padrone esige una vigilanza costante e permanente, soprattutto di notte, perché non si sa a che ora il padrone ritorna. Il servo deve essere sempre pronto e vigilante in ogni momento. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà svegli. La vigilanza è l'atteggiamento proprio dell'amore che non dorme. Vedi accesa la notte in attesa del ritorno del marito o del figlio. L'amore mantiene il cuore in guardia, sia quello dell'innamorato che attende la persona amata, sia il cuore della madre che veglia sul figlio ammalato. Così sono anche la fede e l'amore cristiano, non dormono mai, ma spiano sempre con ansia il futuro in attesa
l'attesa del Signore, che può arrivare in qualunque momento della notte. Aspettare Cristo non è motivo di sofferenza, perché non è un'attesa angosciosa, è un'attesa fiduciosa, un motivo imprevedibile della sua venuta esclude. Perché? Sempre che tuo Padre e ci chiama a prendere parte alla vita sua per mezzo del Figlio Gesù. Che gioia quando tornerà il Padrone. Gesù assicura che quel momento del suo ritorno, quando accadrà, sarà davvero straordinario e impensabile. Il Padrone farà sedere a tavola i suoi servi, lui, il Padrone, si metterà a servirli. Verità vi dico, il Padrone, dice Luca, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Dietro a questa immagine che è naturalmente menzionata da Luca, c'è il ricordo dell'ultima cena, in quel ricordo in cui Gesù si alzò da tavola, si tolse la veste, prese un asciugamano, se lo cinse attorno alla vita, poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e poi ad asciugarli. E quando ebbe finito disse: vi ho dato un esempio, come ho fatto io, anche voi dovrete farlo gli uni agli altri. Ma c'è di più, c'è qualcosa di più che dobbiamo sottolineare. Gesù aggiunge che il Padrone si fece servitore dei suoi servi, si mise al loro servizio. Beati loro che hanno saputo attiviamo del Vangelo, sono molte. Beato chi ascolta la parola di Dio, la mette in pratica. Chi ha fame e sete di giustizia sarà saziato. Beati quelli che si faranno poveri per amore di Gesù. E così molte. Ma la suprema beatitudine per il discepolo sarà il suo incontro con Gesù, l'incontro finale con Lui, il nostro Salvatore, l'atteso da tutte le genti. Tutta la nostra vita è una preparazione all'incontro con il Signore. Supplichiamo Dio Padre perché ci dia lo spirito di vigilanza, di perseveranza. Diciamo insieme: insegnaci la fedeltà, o Signore. Perché ogni cristiano, nel servizio fedele al Signore, alla Chiesa e a tutti gli uomini,
prepari il mondo intero all'incontro con Dio. Preghiamo. Segni la fedeltà, o Signore. Per i potenti della terra e rischiari le tenebre dell'egoismo. Preghiamo. Insegnaci la fedeltà, o Signore. Perché ogni salvato entri nella familiarità con Dio, fonte di giustizia, di accoglienza e di servizio. Preghiamo. Insegnaci la fedeltà, o Signore. Perché il sangue di Cristo, che ci ha giustificati con abbondanza di grazia, continui a riversarsi su di noi per una riconciliazione continua con i fratelli. Preghiamo. Segnaci la fedeltà, o Signore. Perché quanti vegliano di notte per lavoro o per servire i loro fratelli più deboli non si sentano soli, ma nel cuore dell'attesa del regno di Dio che viene. Insegnaci la fedeltà, o Signore. Per noi tutti, perché ogni nostro servizio sia sempre gioioso e sollecito. O Padre che ci doni la gioia della salvezza, concedi alla nostra comunità la sollecitudine nel servizio per meritare la beatitudine di incontrarti per Cristo nostro Signore. Benedetto sei l'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevande di salvezza. Umili e benigni accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio, che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. I tuoi doni concedi a noi, Signore, di servirti con cuore libero, perché purificati dalla tua grazia siamo rinnovati dai misteri che celebriamo per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. In Lui hai voluto rinnovare l'universo, perché noi tutti fossimo partecipi della sua pienezza, pur essendo nella condizione di Dio, egli svuotò pacificò il cielo e la terra. Per questo fu esaltato
le cause di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Noi, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli. Prendete sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e sangue di Cristo, lo Spirito Santo. Padre della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono serviti, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e Signore per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore. Signore Gesù, che hai detto: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, donali unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Santi di Cristo mi guardino per la vita. Canto numero 311. Nella notte, o Dio, noi veglieremo con le lampade. Arriverai e sarà giorno. Rallegratevi in attesa del Signore. Improvvisa giungerà la sua voce. Quando lui verrà sarete pronti e vi chiamerà amici per sempre. Nella notte, o Dio, noi veglieremo con le lampade vestiti a festa. Presto arriverai e sarà giorno. Raccogliete per il giorno della vita tutta giovane in eterno. Quando lui verrà sarete pronti e vi chiamerà amici per sempre. Nella notte, o Dio, noi veglieremo con le lampade vestiti a festa. Presto arriverai e sarà giorno.
la partecipazione ai doni del cielo, Signore, ci ottenga gli aiuti necessari alla vita presente e la speranza dei beni futuri per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, vi benedica, Padre, Figlio e Spirito. Essa è finita, andiamo in pace. Buona giornata a tutti. 318. O Maria Santissima, dolce Madre di Gesù, stendi il tuo manto sopra la terra, rendi sicuro il cammino qua giù. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. O Maria purissima, sei l'eletta del Signore. Ai tuoi figli e la speranza nel cuore.